Il ribaltone di Rossano Veneto continua a far discutere la politica locale. Il sostegno arrivato al sindaco Marco Zonta da parte del gruppo di minoranza Prima Rossano ha sollevato un polverone che ha messo in un angolo l'ex sindaco Morena Martini e coloro che lo sono rimasti fedeli. Ora il conto dice 7 contro 6. Da una parte il sindaco con il nuovo vice Paolo Trentin, l'assessora Elga Battaglin e i consiglieri Davide Berton, Lorenzo Bisinella, Paolo Ganassin ed Enrico Brotto, che lunedì formalizzeranno la costituzione e la collocazione del nuovo gruppo consiliare. Dall'altra restano Morena Martini, Cristina Bianchin, Gianni Faggion, Adris Marchiorello, Michele Enrico Campagnolo e Carlo Lando. Ci vorranno ancora 40 giorni prima del prossimo Consiglio Comunale per confermare questi numeri, per ammissione stessa della nuova maggioranza risicati e a rischio di inciampi in caso di assenze, specie su provvedimenti importanti e su quelli obbligatori come il bilancio. Rossano fa rima con Bassano, ma solo per ragioni linguistiche. La prospettiva politica pare essere ben diversa. I due casi, dice il consigliere Berton, non c'entrano l'uno con l'altro. Ma insomma adesso io direi proprio di no, a Rossano il caso rimane circoscritto al territorio rossanese, avete visto ieri insomma quello che è successo, di tutta quella faccenda c'è solo un responsabile, è donna e deve guardarsi allo specchio al mattino se deve trovare una responsabilità.